giornata a tutti, siamo qui a Fano in uno scenario davvero spettacolare nella città di un ex calciatore del Cagliari che alla fine degli anni 70 e soprattutto all'inizio degli anni 80 aveva vissuto davvero delle stagioni straordinarie vestendo la maglia del Cagliari, conquistando una promozione dalla Serie B alla Serie A e poi un campionato strepitoso in Serie A. Sto salutando naturalmente Roberto Canestrari. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Roberto, parliamo un po' dell'isola di Cagliari. Tu tanti anni fa giocavi prima nel Modena e poi grazie probabilmente anche all'interessamento del mito del calcio italiano, cioè parlo di Gigi Riva, sei arrivato a Cagliari. Sì, direi di sì, con piacere ricordo, infatti ti ringrazio per darmi questa possibilità di ricordare quello che è stato per me un periodo eccezionale, indelebile, perciò sì, come dicevi dal Modena, io ho fatto 2 campionati di Serie B al Modena, poi sono andato al Cagliari e credo su segnalazioni magari del grande Gigi, perciò di questo ne sono estremamente onorato. Sono arrivato a Cagliari e il primo anno di Serie B che il Cagliari comunque faceva campionato di Serie B e che vincemmo un campionato, perciò ecco, ricordo straordinario sotto tutti gli aspetti, calcistico, di vita. Ho scoperto quello che può essere l'amore della gente per una squadra, perciò ecco, come ti dicevo, un ricordo assolutamente positivo e indelebile. Insomma, allenatore, ricordiamolo allora, Mario Cincinnato Tiddia da San Roque, che è stato un grande allenatore del Cagliari, lo dobbiamo ricordare, no Roberto? Ma sì, perché poi alla fine sono i risultati, no? Quelli che contano. Le chiacchiere sono poche, i risultati lui li ha ottenuti tanti, perché oltretutto più che allenatore era sotto l'aspetto umano un padre o un fratello maggiore, perciò aveva buonissimi rapporti con tutti, persona mai fuori dalle righe, perciò una persona estremamente sotto questo aspetto familiare e positiva. Poi secondo me anche quel periodo lì era anche magari accompagnato da quello che poteva essere il grande personaggio che era Gigi Riva, perché poi Gigi Riva a quel periodo faceva dirigente, a mo' di direttore sportivo, direttore generale, perciò è chiaro che s'avvaleva anche di quella che era questa grandissima presenza, questa grandissima personalità e credibilità del grande Gigi. Parliamo anche del presidente, ricordiamolo di allora, oggi non c'è più purtroppo, l'avvocato Mariano De Logo, che è stato davvero un grande stratega di quel Cagliari. Ma direi di sì, io ho un grandissimo ricordo, insomma, una persona un pochino burbera sotto questo aspetto, no? Magari apparentemente burbera, però era una persona estremamente capace, una persona estremamente seria, perciò io ho questo grande ricordo, insomma, ecco, di una persona, di aver avuto a che fare con una persona estremamente seria, e sotto la sua gestione il Cagliari fece dei grandissimi campionati, perciò anche lì, guardando i risultati, sono i risultati che contano, direi che ha fatto un buonissimo lavoro. Ecco, ricordando quei tempi è cambiato completamente il calcio e sono cambiati soprattutto gli stipendi dei calciatori da allora ad oggi. Sì, direi che sì, il calcio, quello che è cambiato in maniera radicale, se siano proprio gli stipendi dei giocatori, ecco, perché comunque c'erano giocatori importanti allora, c'erano giocatori bravi allora, c'erano squadre importanti allora, ci sono giocatori adesso importanti, ci sono squadre importanti, quello che è cambiato credo che siano i guadagni dei giocatori, insomma, ecco. Allora è chiaro che in proporzione allora si guadagnava niente a confronto di quello che guadagnano ora, però insomma c'era amore, ecco, si giocava per altro e non solo per i soldi. Ecco, ricordando quel grandissimo campionato di Serie B, il Cagliari conquistò sul campo la massima serie, insomma lo stadio, tu ricordi lo stadio pieno 3 ore prima della partita, mi dicevi no, arrivavate lì allo stadio Sant'Elia col vostro bus e già lo stadio era quasi completamente pieno, insomma con circa 60.000 spettatori. Sì, che questo un bellissimo ricordo perché noi al sabato andavamo in ritiro, perciò andavamo fuori Cagliari in ritiro, si arrivava in pullman
dal pullman vedevi fuori già lo stadio, vedevi dentro e c'era già 30-40 mila persone, insomma un'ora e mezzo prima della partita, una cosa straordinaria, dimostrazione dell'amore, perciò è chiaro che allora era una grandissima squadra con dei grandissimi nomi, però credo che una grande mano ce l'abbiano data i tifosi e questo clima e quest'amore che hanno dimostrato in quel periodo, almeno che io ci sono stato, secondo me per noi è stato un valore aggiunto. Quella stagione strepitosa avevi giocato praticamente tutte le partite, realizzando anche 3 reti, 3 marcature importanti ai fini della classifica del Cagliari. Sì, infatti io giocai 33 partite, perciò giocai tanto, appunto ebbi questa fortuna di giocare magari con dei grandissimi giocatori, perché avevo dei compagni estremamente eccezionali sia sul campo che fuori dal campo, e questo mi hanno portato insomma anche a me a rendere quello che è il massimo, 33 partite sono tante e comunque 3 gol per un difensore, per uno stopper erano altrettanto tanti, e poi erano tutti gol pesanti, gol che ci hanno portato dei punti, e credo insomma d'aver in piccolissima parte contribuito anch'io a questa vittoria del campionato e alle fortune magari del Cagliari, e di questo magari ne sono onorato di far parte della storia di questa gloriosa società. Immagino insomma le feste a fine campionato con la vittoria appunto e la massima promozione in Serie A, e quali differenze avevi trovato dalla stagione della Serie B vittoriosa col Cagliari poi ad un'altra strepitosa stagione, quella della Serie A. Ricordiamo anche la formazione: Corti, Lamagni, Longobucco, Casagrande, Canestrari, Brugnera, Bellini, Quagliozzi, Selvaggi, Marchetti, Piras. Ecco, questa era la formazione titolare del Cagliari. Che impressione hai ancora oggi a distanza di tanti anni? Ma niente, mi ritengo sempre, te l'ho detto, mi ritengo sempre un fortunato, perché aver giocato contro quei nomi che tu hai appena detto per me è stata un grande onore e una grande fortuna, te l'ho detto, aver indossato questa gloriosa maglia, perciò ecco la differenza è stata pochissima fra quello che era il discorso di Serie B e Serie A, perché c'era veramente un gruppo estremamente unito, estremamente granitico, perciò hanno cambiato poco, è stata la fortuna, la lungimiranza dei dirigenti allora aver fatto questo tipo di scelta, perché cambiare tanto vuol dire poi sempre ripartire da zero, invece loro avevano intuito che questo era un gruppo importante, un gruppo che poteva far bene negli anni, e così è stato, perciò ecco direi che poi questo grandissimo salto fra la Serie B e la Serie A non si è sentito più di tanto, perché te l'ho detto, magari c'era questo gruppo assolutamente eccezionale, la dirigenza la stessa, l'allenatore lo stesso, perciò ecco direi che questo salto, che è un salto non da poco, perché tra la Serie B e la Serie A veramente ci sono dei valori assolutamente diversi e dei valori importanti in Serie A, però ti dirò che quell'anno lì si è sentita pochissimo. Ecco Roberto, mi dicevi fuori onda che spesso e volentieri prima delle partite del massimo campionato di Serie A magari in ritiro non si dormiva quando dovevi giocare contro le formazioni più importanti, Juventus, Milan, Inter, insomma facciamo qualche nome dei giocatori di quell'epoca che ti dovevi marcare, insomma erano calciatori davvero straordinari della nazionale. Assolutamente sì, erano magari dei sabati che si dormiva molto poco e gli incubi erano tanti, perché comunque erano dei giocatori veramente straordinari, perché se si parla, insomma, io giocando difensore centrale, stopper, l'allora stopper, e quando marchi Paolo Rossi, quando marchi Bettega, quando marchi Graziani, quando marchi Pulici, Altobelli, insomma, non è che sono dei giocatori veramente eccezionali, giocatori veramente bravi. Come sbagli, come ti distrai un attimo, ti puniscono, è chiaro che si dormiva poco di sabato sotto questo aspetto, no? Però dai, bene, però d'altra parte insomma grandi soddisfazioni, e te l'ho detto, onorato perché l'ambiente Cagliari, questa squadra
squadra, questa società che mi ha dato fiducia, è chiaro che mi ha fatto vivere un sogno. Ecco Roberto, mi hai anche raccontato un aneddoto durante gli allenamenti, spesso e volentieri l'allora direttore sportivo del Cagliari, il mitico Gigi Riva, scendeva in campo negli allenamenti e spesso e volentieri tu lo dovevi marcare. Raccontaci il duello con Gigi. Sì, oltretutto anche quello veramente è fatto parte del mio bagaglio, anche questo, aver avuto la fortuna di giocare, che lui aveva smesso di giocare in partite. Non si allenava. Però si allenava quasi sempre, la partitella, il gomito in faccia che te lo metteva sempre, capito? Insomma era ancora assolutamente tostissimo, no? Tostissimo, perciò anche quello, ecco, per me è un bellissimo ricordo, è un grandissimo piacere, un grandissimo onore, anche se in allenamento, avere giocato con uno dei più grandi talenti europei. Sì, insomma, invece per quanto riguarda la città di Cagliari, mi hai sempre detto ti piace davvero tanto, no? Questa spiaggia, il Poetto, tu vivi qui in un posto meraviglioso, dobbiamo dirlo, in questa costa marchigiana davvero straordinaria, ma porti nel cuore la Sardegna. Direi di sì, in Cagliari io mi sono trovato molto bene, sia calcisticamente parlando, che appena finito di dire quello che penso, no? E che pensavo, parte indipendentemente dal calcio, mi sono trovato molto bene, sia con le persone, l'ospitalità delle persone, l'amore delle persone, il mangiare, i posti, è bellissimo. Io ho un bellissimo ricordo di Cagliari e della Sardegna tutta. Infatti quando posso vengo molto volentieri. Io ho amici che ancora mi riconoscono quando torno a Cagliari, c'ho gente che magari anche su Facebook mi chiedono l'amicizia. Io, come vedo Sardegna e Cagliari, amicizia la do a tutti, io la do a tutti amicizia, perché comunque t'ho detto, insomma, sono legatissimo ai sardi e alla Sardegna. Per me sì, ho un ricordo estremamente bello sia in campo che fuori. Ecco, parliamo invece del Cagliari attuale, un Cagliari che è partito a sprombattuto, sembrava quasi una Ferrari, tutti i giornalisti, tutta la stampa italiana ha fatto i complimenti a questo Cagliari, che però sembra si sia sciolto come neve al sole. Che è successo? Tu sei un grande professionista, un ex professionista, cosa può accadere all'interno dello spogliatoio? Ma secondo me, ecco, è sempre difficile per qualsiasi squadra cercare di tenere comunque dei ritmi come hanno tenuto loro la prima parte del campionato. È chiaro che una flessione nell'arco dei 10 mesi c'è proprio fisiologica, credo, per tutte le squadre, per tutte le categorie sotto questo aspetto. Sono partiti forse anche troppo bene, no? Perciò ecco, il fatto di dire va bene, c'è il detto che chi parte bene è a metà dell'opera, però poi il partire anche troppo bene come sono partiti loro, secondo me sono partiti anche come al di là di quelli che sono i loro valori e quelle che erano le aspettative. Poi ti crei invece delle aspettative che sono forse delle aspettative un pochino troppo alte, no? Forse si sono creati queste aspettative un pochino troppo positive e chiaramente bisognava rifare un passo indietro. Però io sono anche convinto che questa è una squadra che secondo me quest'estate ha lavorato molto bene, ha fatto una campagna acquisti e cessioni, secondo me è una delle società che ha lavorato meglio sotto questo aspetto, e sono convinto che questo è un periodo perché ultimamente è troppo brutta per essere vera o troppo poco per essere vera, hai capito? Perciò io sono estremamente convinto che sta passando un periodo fisiologico, che tutte passano, che tutte prima o poi dovranno passano, e che riprenderà la loro marcia, riprenderanno, e me lo auguro, perché io sono un tifosissimo del Cagliari, sono rimasto tifosissimo del Cagliari. Ecco Roberto, abbiamo parlato ovviamente del campionato attuale del Cagliari, parliamo ovviamente anche della parte alta della classifica con la Juventus che è sì, vero, al comando della graduatoria, però in questa stagione, nonostante il cambio di allenatore, si diceva Allegri non fa giocare al meglio la Juventus, ma Sarri è arrivato, però la Juventus non mi pare che giochi al meglio e soprattutto ha solo un punto di vantaggio sulla Lazio in questa stagione. Sì, in realtà è così, perché non sta facendo i risultati che ci si aspettava, perché anche loro hanno una campagna acquisti, hanno fatto
milionaria, hanno una rosa giocatori stratosferica, hanno due squadre importanti. È chiaro che forse i risultati non vengono per quelle che erano le aspettative e nemmeno il gioco non è quello che ci si aspettava, perché il fatto che arriva Sarri ti porta al bel gioco con la qualità dei giocatori che ha, sembrava che a quest'ora doveva essere campionato già chiuso, invece niente di tutto questo. Sarà che il calcio è bello perché magari è anche sotto alcuni aspetti imprevedibile sotto questo aspetto. Direi la Lazio adesso come adesso è la squadra più in forma, è la squadra che gioca meglio, è la squadra che adesso come adesso meriterebbe, però ecco ci credo poco perché Roma è un ambiente un po' così, il troppo entusiasmo, il troppo romanismo secondo me va un pochino a nuocere a quello che può essere l'ambiente, alla tranquillità dell'ambiente e via dicendo. La Juve chiaramente c'ha una società, c'ha una tradizione, c'ha una cultura calcistica assolutamente superiore a tutte sotto questo aspetto, perciò io dico è una squadra che non mi piace, è una squadra che sotto questo aspetto ha deluso quelle che erano le aspettative, però la ritengo tra le favorite. Per quanto riguarda invece l'Inter, è comunque sempre lì, però perde troppo. Sì, l'Inter secondo me già sta facendo molto bene perché hanno iniziato questo ciclo, inizio ciclo da quest'anno con Conte e via dicendo, perciò è chiaro come primo anno non è una cosa assolutamente semplice. Ti dirò che secondo me sono andati anche oltre le aspettative perché comunque sono secondi in classifica, sono a 3 punti dalla vetta, comunque se la giocheranno fino in fondo, però ecco ci credo poco, secondo me ancora dovranno in qualche modo lavorare o ci vorrà tempo per arrivare al vertice. Insomma, Roberto Canestrari, naturalmente in questo scenario bellissimo qui nelle Marche, mandiamo un saluto a tutti i tifosi del Cagliari che, come mi hai detto tu, ti seguono sempre da lontano, anche su Facebook. Chiaramente facciamo un saluto a tutti i tifosi del Cagliari. Sì, assolutamente sì, un saluto affettuoso, un abbraccio a tutti. Sono tutti nel mio cuore perché sinceramente fa piacere il fatto di vedere anche giornalmente gente che mi chiede l'amicizia e che mi ricorda quella formazione che tu hai appena annunciato, che se la ricordano benissimo a memoria, meglio di me, e questo mi fa molto piacere, mi fanno rivivere degli anni bellissimi, perciò un abbraccio a tutti e speriamo di vederci presto. Grazie davvero di cuore Roberto da parte della nostra emittente e chiaramente grazie personale per la tua gentilezza e per la tua ospitalità, davvero sei un grande amico. Grazie, io sono onorato di essere intervistato da te, di essere stato intervistato da te, grazie tante. Ciao Roberto, grazie, a presto.